Grazie, o Signore, per questa giornata, sia dal tuo amore illuminata. Signore, fammi essere buono e generoso, con te vicino, sempre gioioso. confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento vare. Sii laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di Lui, che bellezza e splendore, di t'Altissimo Signore porta il segno. Sii laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate, chiare e belle. Sii laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dan sostentamento. Laudato mio Signore per sorella nostra
nostra acqua, ella è casta, molto utile e preziosa. Sii laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello, giocondo e robusto e forte. Laudato mio Signore per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Sii laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Sii laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siano coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avran corona. Sii laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare. E beati saran quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male. Se facciamo silenzio, cominciamo la celebrazione. Fratelli e amici, oggi la nostra comunità si è riunita per accogliere con gioia un gruppo di fanciulli e fanciulle che faranno la prima comunione. Per alcuni anni noi li abbiamo accompagnati nel processo di formazione alla fede e siamo convinti che l'insegnamento catechistico impartito sia stata una buona preparazione per poter partecipare al sacramento dell'Eucaristia. Jeanette, Ecco, Valentina, Maria Caloggia, ecco Signore. Simone, Ecco Signore. Rino, Patrizio, Ecco Signore. Mirko, Ecco Marilena, Alessandro, Gloria, Ecco Signore. Enzo, Fiorenza, Simone,
Paloggi, Salvatore, Simone, Francesco, Alessia, Riccardo, Vincenzo, Iosella, Giuseppe, Maria Concetta e Vincenzo, Sergio e Vincenzo, Irene, Fabiano, Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa solennità della Santissima Trinità, la nostra comunità è in festa, non solo perché celebra questo grande mistero della nostra tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che sei alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu sei santo, tu sei Signore, tu sei l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa, contemplando il mistero della tua sapienza, con la quale hai creato e ordinato il mondo. Tu che nel Figlio ci hai riconciliati e nello Spirito ci hai santificati, fa che nella pazienza e nella speranza possiamo giungere alla piena conoscenza di te, che sei amore, verità e vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. La sapienza di Dio parla. Il Signore mi ha creato all'inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, fin da allora. Dall'eternità sono stata costituita, fin dal principio, dall'inizio della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io sono stata generata. Quando ancora non avevo fatto la terra e i campi, nelle pieghe del mondo, quando egli fissava i cieli, io ero là, quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva il mare sui limiti, sicché le acque non passassero dalla spiaggia, quando disponeva le fondamenta della terra, allora io ero con lui come architetto, ed era il suo delizio ogni giorno. Mi rallegravo davanti a lui in ogni istante, mi rallegravo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Parole di Dio. Grazie a Dio. Salmo responsoriale, ripetiamo insieme. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Se guardi il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne ricordi. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Eppure l'hai fatto come la tua di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i tuoi piedi. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Gli hai sottoposto i greggi, i armamenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Seconda lettura. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per la fede non siamo in pace con Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia, nella quale ci proviamo e ci vantiamo, nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, noi ci vantiamo anche nella tribolazione, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza è una virtù provata, e la virtù provata è la speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato osservato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, che ci è stato dato. Parole di Dio. Per questo ho detto che prenderà del mio
e ve l'annunzierà. Parola del Signore. Seduti. Da diventare il vostro compagno di viaggio nel cammino della fede. E ora siamo qui per ascoltare la parola di Dio, per meditarla, per accogliere gli insegnamenti che ci vengono dalla liturgia e spiegare, capire, comprendere il significato del sacramento che state per ricevere. La parola di Dio ci ha parlato della manifestazione della Trinità Santissima nel corso dei secoli, nella storia della salvezza. La prima lettura che abbiamo ascoltato ci parlava della sapienza di Dio, che veniva descritta come una persona, anzi era chiamata l'architetto del mondo, presente quando Dio ha creato le cose e ha fatto anche l'uomo. Infatti abbiamo pregato, dopo aver ascoltato la prima lettura, quanto è grande, Signore, il tuo nome su tutta la terra. Per la prima volta al banchetto eucaristico, perché cresciamo in pazienza e grazia, portando nella famiglia e nella Chiesa l'annuncio della gioia pasquale, preghiamo. Per noi qui presenti, perché spezzando il pane di vita eterna, impariamo a condividere anche il pane terreno e a soccorrere i fratelli che sono nell'indigenza e nel dolore, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che sono nella sofferenza e nella prova, perché sperimentiamo l'amore del Padre e la presenza consolante dello Spirito Santo di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore.
per noi qui presenti, perché la grazia del battesimo conferitoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo cresca e fruttifichi con un'adesione sempre più convinta e operosa. Preghiamo. Per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, affinché, come veri pastori, guidano i fedeli a comprendere e vivere meglio il Vangelo. Preghiamo. Perché i genitori comprendano maggiormente che il loro primo dovere è l'educazione cristiana di noi figli. Preghiamo. Perché la giornata della prima comunione sia l'inizio della nostra amicizia sincera per tutta la vita. Con te Gesù, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, tu sei il pane disceso dal cielo, guida la tua Chiesa alla Pasqua eterna con la grazia dell'Eucaristia. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, tu che sei il sangue dell'alleanza definitiva tra il Padre e noi, sai che in ogni circostanza viviamo da figli di Dio, alla forza dell'Eucaristia. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, tu ci inviti a mangiare la tua carne e bere il tuo sangue. Aiutaci a comunicare con te e a comprendere il senso della tua presenza. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, accresci nella comunità cristiana la capacità di accoglienza, di reciproco servizio fraterno. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Affinché la comunità cristiana non manchi nell'annunzio della parola di Dio, con forza e coerenza di vita, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché vi siano sempre persone disponibili a dedicarsi con cura all'educazione cristiana dei ragazzi, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché aumenti in noi la fede, la speranza e la carità, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché il Signore ci doni sempre un cuore semplice per imparare ad essere come voi tutti, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché il Signore ci dona la grazia di conoscerlo meglio, per amarlo di più e servirlo meglio, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la pace nel mondo, nella nostra famiglia, nelle nostre conoscenze, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Gesti del perdono, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché il ricordo della prima comunione sia per noi un richiamo a vivere come dono ogni momento della vita, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché ci dedichiamo con cura al servizio dei poveri e degli ammalati, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché noi ragazzi sappiamo vivere sempre secondo gli insegnamenti del Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Gesù, fa che noi ragazzi sappiamo comprendere che la vita ha un senso solo se viviamo sempre secondo il tuo Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi qui riuniti, perché la mensa della parola e dell'Eucaristia ci doni quell'amore che ci unisce a Dio e ai fratelli, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per l'unità dei cristiani, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Aumenta la nostra fede. Preghiamo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché ogni comunità metta sempre al primo posto la celebrazione, il nutrimento e l'adorazione dell'Eucaristia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore.
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Questo adesso è il momento di darci il segno della pace. Lo raccomando ai ragazzi di non darvi per il momento nessun segno di pace, perché adesso passerà il sacerdote, vi porterà la pace, poi potete scambiarla tra di voi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, Signore Gesù, che hai voluto rimanere perpetuamente presente in mezzo a noi, accetta l'omaggio della nostra adorazione ed accogli la nostra umile preghiera. Ti ringraziamo, Signore, di averci chiamati a far parte della tua famiglia e del tuo popolo santo. Ti supplichiamo di proteggere sempre la tua Chiesa, di sostenerla nelle difficoltà del suo cammino terreno, di guidarla con la luce del tuo Santo Spirito, perché sia sempre testimonianza viva del tuo Vangelo.
Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore restate in pace. Franco e Calogera, vi consegno Gianetti, il Signore con te, va in pace. Amen. Valentina. Pasquale ed Emanuela, vi consegno Valentina, il Signore con te, va in pace. Amen. A posto. Maria Calogera. Renzo e Rosalia, vi consegno Maria Calogera, il Signore con te, va in pace. Simone.
Salvatore Maria Carmela, ti consegno Simone, il Signore è con te, vai in pace. Amen. Patrizio, Salvatore Filomena, ti consegno Patrizio, il Signore è con te, vai in pace. A posto. Mirko, Francesco ed Elsa, ti consegno Mirko, il Signore è con te, vai in pace. Marilena, Salvatore e Rosalia, ti consegno Marilena, il Signore è con te, vai in pace. Alessandro, Salvatore e Antonia, ti consegno Alessandro, il Signore è con te, vai in pace. Gloria, passo di Gloria. Silvia ed Angela, ti consegno Gloria, il Signore è con te, vai in pace. Amen. Enzo, forza, vai. Calogero e Francesca, ti consegno Enzo, il Signore è con te, vai in pace. Amen. Fiorenza, Maurizio e Renza, ti consegno Fiorenza, il Signore è con te, vai in pace. Amen. Calogero, Carmelo ed Angela, ti consegno Calogero, il Signore è con te, vai in pace. Amen. Salvatore, Vincenzo e Dinetta, ti consegno Salvatore, il Signore è con te, vai in pace. Simone Spoto, Francesco e Grazia, ti consegno Simone, il Signore è con te, vai in pace. Amen. Francesco, in mezzo ai genitori. Calogero e Maria Rita, ti consegno Francesco, il Signore è con te, vai in pace. Alessia, Sebastiano e Filomena, ti consegno Alessia, il Signore è con te, vai in pace. Riccardo, forza genitore di Calogero e Santa, ti consegno Riccardo, il Signore è con te, vai in pace. Vincenzo Sorce, Giuseppe e Maria, ti consegno Vincenzo, il Signore è con te, vai in pace. Amen. Giosella, genitore di Giosella,
Giuseppe Giuseppina, vi consegno Iosella, il Signore è con te, vai in pace. Amen. Giuseppe, Salvatore Renato, consegno Giuseppe, il Signore è con te, vai in pace. Amen. Giuseppe, Maria Concetta e Vincenzo. Sistemate il tempo. Passate avanti. Salvatore Giuseppina, vi consegno Maria Concetta e Vincenzo, il Signore sia con voi, andate in pace. Vincenzo e Sergio. Salvatore Calogero, vi consegno Vincenzo e Sergio, il Signore sia con voi, andate in pace. Irene. Giuseppe e Maria, vi consegna Irene, il Signore è con te, vai in pace. Fabiano. Salvatore Lenza vi consegna Fabiana, il Signore è con te, vai in pace. Amen. Bene, prossima tutti. Auguri a tutti, possiamo concludere con il canto finale. Dona alla tua Chiesa ministri santi, distacca il loro cuore dalle cose terrene e riempilo dello zelo per il tuo regno. Concedi a tutto il popolo cristiano il dono dell'unità e della pace, perché possa presto formare una sola grande famiglia, stretta dai vincoli della stessa fede e dello stesso amore.